Quando hanno cominciato a costruire il quartiere di via Santa Caterina, i lavori sono stati fermati a un certo punto perché in certi terreni hanno trovato questi scavi. Si tratta di una necropoli, sono delle Domus de Janas e attualmente è a ingresso libero, quindi hanno recintato la zona, comunque hanno creato dei cancelli, un certo controllo, però è comunque possibile visitarlo. Noi oggi faremo la visita a questo parco e poi cercheremo la strada per vedere altri tre nuraghe che sembra che siano ancora visibili a poche centinaia di metri da qui. Quindi iniziamo. Allora, come vi ho detto, qua potete vedere la recinzione del posto. Questo è sempre un quartiere molto antico di Carbonia, vedete i palazzoni, corrisponde alla zona di Corso Iglesias, se non sbaglio. Comunque, poco importante. Quello che ci importa sono le tombe, che adesso andremo a vedere. Diciamo che è una cosa abbastanza rara che in una città come questa ci siano in mezzo, letteralmente, delle strutture di questo tipo. Ecco qua. Questa è una tomba. È anche possibile scendere, quindi scenderemo. Possiamo andare. Allora, è abbastanza scivoloso. Vi faccio vedere un pochino tutta la cosa, tutta la struttura. Allora, queste sono quelle tombe che vengono definite Domus de Janas. Le Janas ve le ho descritte altre volte, sarebbero quelle fate, che sono un po' una cosa strana, a metà tra i folletti e le fate delle altre regioni. Qua venivano depositati i cadaveri proprio in questi posti, e poi piano piano si decomponevano e rimanevano le ossa. Però anticamente la leggenda diceva che in questi posti vivessero proprio questi spiriti, queste fate, che a volte erano buone e a volte erano cattive. Questo è molto grande. Come vedete c'è una scalinata per l'ingresso. Questa è davvero bella. Guardate, vi faccio notare una cosa che è davvero divertente. Vedete questo semicerchio con i buchi? Sembra un teschio. Sembra proprio una rappresentazione di teschio. In realtà si tratta di pareidolia, non è assolutamente una cosa dipinta. Questi credo che fossero sempre dei giacigli, o forse sono delle strutture per mettere qualcosa di votivo, non ho idea. Qua vedo che stavano continuando a scavare. Questo è molto grande perché comunque i cadaveri venivano messi nei lati e quindi poi si riempivano piano piano, non sono delle tombe dove ci stava una sola persona. Qua vedete tutte le conche, quindi sicuramente qua. Qua ci vuole la luce, assolutamente. Che cosa c'è qui dentro? Wow, wow davvero. Ok, non so se, spero che si veda bene.
Quello sembra, non so se avete un po' di conoscenza delle tradizioni egizie. Qua vediamo da sotto, io qua non vedo perché è molto in alto, sto soltanto riprendendo così. Quello sembra un canale di sfiato che poi è stato tappato rovesciandoci dentro una pietra. Lo facevano anche gli egiziani nelle piramidi. Niente di strano che l'abbiano imparato da delle culture precedenti. Qua abbiamo una farfalla, qua le solite, ecco qui, anche qua ci sono degli altri scavi, vi faccio vedere anche questi. Allora, non c'è neanche da escludere che parte di questi cunicoli sia stata creata da un fenomeno tipo carsico, perché comunque Carbonia sotto è molto cava ed è piena di corsi d'acqua, quindi potrebbe anche essere quello. Allora, all'apice di questa collinetta, che poi dà anche verso la fine di questa struttura, ho trovato questo passaggio. Qua servizio tecnico, qua non si capisce bene. Credo che questo fosse un museo o qualcosa di questo tipo, e probabilmente è aperto nei giorni di visita. Occhio che non sono qua a scrocca, qua si può entrare. Ok. Qua semplicemente sono delle tombe che ancora non sono state evidentemente messe in sicurezza, e quindi sì, qua possiamo vederla comunque, ve la faccio vedere, tanto ok. Non è che sia un granché, questa non è particolarmente interessante, però è molto sottile, si vede benissimo la parte superiore, quindi è evidente che qua non si dovrebbe camminare proprio sopra per evitare i rischi. Qua vediamo un'altra, questa ancora non è stata neanche scavata, quindi non è da escludere che qua si trovino ancora qualcosa, ossa probabilmente, o magari statuine votive, cose di questo tipo. Vediamo un po' qui su, e questo sì, dovrebbe essere proprio il museo. Questo però possiamo vederlo, possiamo avvicinarci e magari affacciarci alla finestra, vediamo un po' se si vede qualcosa. Carina questa casa. Vabbè, qui dietro c'è tutto un museo a cielo aperto, quindi lo vediamo di sicuro. Ok, e questo dovrebbe essere, qua c'è un sacco di vento, ragazzi, mi dispiace. Questo dovrebbe essere l'area esplicativa con i pannelli del museo. Qua probabilmente riusciremo anche ad avere meno vento, quindi meno casino sul microfono. Speriamo bene almeno. Anche se qua sembra che si stia incanalando. Ok, poggiamo. Via. Ok. Allora, quest'area archeologica, come vedete, si chiama di Cannas sotto, Medausa. Poi ci sono le spiegazioni. Questo è un vaso che è stato trovato in una tomba. Qui abbiamo del vasellame vario. Questi sono gli strumenti che utilizzavano per scavare, guardate un po'. Certo che lavoravano, poveracci. Questa è una struttura, una di quelle tombe che abbiamo visto. Come vedete c'è proprio questa qua, ok? Questo sistema, le tombe quindi venivano proprio chiuse con dei massi. Qua qualcuno ha tolto gli adesivi, ha avuto la brillante idea, evidentemente. Forse si è solo rovinato. Questa è quella tomba che abbiamo visto prima, bellissima. Questa mi pare che sia la prima che abbiamo visto, giusto? La tomba 3. Poi qua inganna parecchio il tipo di soggettiva che hanno utilizzato per le foto. Bene,
qua abbiamo una datazione che è una cosa che non avevo notato. Dunque, quindi vedete la datazione di questa zona prenuragica è tra il 6000 e il 1600 a.C. Veramente tanto antico. Questa tomba non l'abbiamo vista. Tomba 1. Ah, però questa non è di qua, questa è di Montegrovo, è un'altra zona. Ok, quindi hanno inserito semplicemente come confronto. Qua potete vedere invece una visione interessante, perché ci fa vedere esattamente come questo territorio, questo scavo, si inserisce all'interno della pianta cittadina. Qui vedete tutto il quartiere nuovo, qua in alto, questo è il quartiere di via Santa Caterina, una zona che è stata edificata, adesso non ricordo bene, ma forse negli anni 90 all'inizio, mentre queste strutture circolari sono i garage di via Angioy, e comunque questa è una zona vecchia che poi è stata restaurata, chiaramente sono state migliorate con i garage e con i giardini, mentre la struttura di via Santa Caterina è completamente nuova e gli scavi hanno interessato proprio questa zona, quindi ci si è fermati appunto quando sono state ritrovate queste tombe. Qua vedete una statuina ritrovata nella tomba 12, questa è una statua che rappresenta appunto credo la vita, è una figura femminile molto rozza, ed è tipica la Dea Madre come rappresentazione in queste tombe. Bellissimo questo, ve lo faccio fare. Qua onestamente sembra quasi di essere catapultati in un'altra epoca. Le balle di paglia e il barile sono stupendi. Mi piacerebbe anche farvi vedere il ponte che è stato edificato, che è stato costruito tanti anni fa e che adesso non dovrebbe essere più agibile. È un ponte che ha creato un sacco di lamentele, chi era d'accordo, chi no, come al solito chiaramente, ma erano fondi europei che andavano spesi e potevano essere spesi solo per questo tipo di strutture, quindi non vedo neanche il motivo di tale lamentela. È un ponte che comunque costituiva un passaggio pedonale da una parte della città all'altra e secondo me era una buona idea ed era anche molto comodo. Ok, qua mi sa che è tutto, intanto le tombe le abbiamo viste tutte quante, adesso andiamo a cercarci nuraghe, altrimenti se non li troviamo questo è un saluto. Allora, ho trovato la strada che dovrebbe portare a quel nuraghe, però più che quella strada ho trovato qualcosa di ancora più interessante. Un cimitero. Io quando vedo queste cose vado in brodo di giuggiole, guardate che roba. Scricchiola. Sentite? Cerco di farvi sentire lo scricchiolio. Ok, è stupendo. Allora, all'interno vedo che questo ormai è un cimitero che non viene più utilizzato. Ci sono ancora alcune lapidi. Credo che le salme... sì, c'è ancora qualche tomba lì in fondo, ma credo che comunque sia stato tutto portato via. Fantastico, fantastico. Questi posti hanno un fascino incredibile. Mi sarebbe piaciuto entrarci, però qua è chiuso, non ho autorizzazione e quindi non ci entro. Semplice. Dai, andiamo a vedere questo nuraghe. Allora, visto che ci siamo, vi racconto un po' una cosa. Questa zona, degli amici che abitano qui in zona, proprio qui vicino, mi hanno detto che
ricca di leggende. Sarebbe uno di quei posti dove pare compaiano le ombre nere. Ora chiaramente qua subentra un po' la tradizione popolare, un po' la suggestione e un pelino anche il posto. Guardate, considerate che qua siamo in una zona nuragica, quindi si vedono delle strutture funerarie, posti di culto, in più c'è un cimitero abbandonato proprio nella stessa zona, quindi 2 più 2 nascono le leggende, anche se effettivamente qua dicono che la notte queste cose siano all'ordine del giorno. Io francamente qua di notte non ci verrei mai, ma non perché abbia paura di fantasmi o di queste leggende, ma perché una strada come questa, lo vedete anche voi, fatta al buio, è una certezza per quanto riguarda rompersi l'osso del collo. Io credo di essere adesso a metà strada e niente, dai, ci rivediamo al nuraghe. E allora, dopo questa bella sfacchinata, sfortuna delle sfortune, del nuraghe rimangono soltanto delle pietre. Sfortunatamente questa è la zona che mi dava il GPS, credo che ci siano le fondamenta e basta. Poi sono cresciuti gli alberi dentro, quindi sono anche andato a vedere all'interno, ma è pieno di rovi e non c'è niente. Quindi niente, speriamo che almeno si veda qualche cosa nelle riprese, qualche ombra nera. Altrimenti non c'è proprio niente qua, ragazzi, non ne vale la pena. Ne cercherò altri. Purtroppo quelli che ci sono in questa zona mi sa che sono tutti in queste condizioni, non ne vale davvero la pena. Spero che il video comunque vi sia piaciuto e cercherò di trovarne qualcuno un po' più decente la volta prossima. A presto.